Una buona domenica a tutti gli amici del futsal. Siamo in diretta da Sant'Andrea Apostolo dello Ionio per TNT Royal Lamezia contro Audace Verona, gara valida per la 13ª giornata del campionato di Serie A Calcio 5 femminile. Location insolita per le padrone di casa, che oggi si vedono costrette a disputare questo incontro fuori dalle proprie mura. E quindi ci troviamo appunto in un comune sempre calabrese che ha gentilmente ospitato la squadra di casa, la TNT Royal, per questo incontro valido appunto per la 13ª giornata, un incontro che mette di fronte due formazioni al vertice basso della classifica. Verona che si trova in 11ª posizione a quota 7 punti e fanalino di coda proprio la TNT Royal Lamezia a quota 3 punti. Verona che viene da una sconfitta, come anche la TNT. Verona che viene la sconfitta per 2-4 contro la capolista campione d'inverno Kick-Off. Royal Lamezia che invece ha perso per 2-0 a Foligno, altro importante scontro diretto. Un po' di terremoto in questi giorni per quanto riguarda la società calabrese, con le dimissioni del presidente Mazzocca e l'esonero di mister Mardente. A guidare la squadra quest'oggi ci sarà Flavio Do Amaral. Andiamo dunque a dare uno sguardo alle compagini che scenderanno in campo oggi. Audace con Verdù, Pomposelli, Puttov, Arakawa, Decao, Zandonà, Ferreira, Ficeto, Vittorelli, Maretti, De Angelis, Biasiolo. Royal con Oselame, Correia, Raso, Foti, Ines Correia, Dani Alves, Aliotta, Do Amaral, Branca, De Sarro, Martinez e Luzzi. Allenatore appunto Flavio Do Amaral, mentre per gli ospiti allenatore è Alberto Trattenero. Foto di rito, ci sarà quindi da osservare un minuto di silenzio. Ancora qualche istante, vediamo le ragazze di Do Amaral che si danno la carica con quest'urlo e poi vanno a posizionarsi le prime 5 sia della formazione biancoverde sia della formazione veneta. Osserveremo anche noi questo minuto di silenzio. Terminato dunque il minuto di silenzio e le squadre si schierano in campo. Verona con Verdù, Puttov, Arakawa, Ferreira, ex di questa partita, grande passato per lei alla TNT Royal Lamezia, e Pomposelli, mentre per il Lamezia Dani Alves. In porta abbiamo Oselame, poi Dani Alves, Foti, Correia e Gisela Martinez, la sua seconda partita. Aspettiamo solamente il fischio d'inizio. Ancora ultimi accorgimenti prima di iniziare questa importante sfida. Andiamo a vedere Pomposelli subito sul pallone per iniziare questo incontro. Eccola qui. Comincia TNT Royal Lamezia contro Verona. Arakawa subito pressata, poi lancio verso Pomposelli che non ci arriva ed è subito rimessa laterale. Possesso per la TNT, se ne occupa Gisela Martinez. La palla è per Foti, sulla destra Dani Alves, Martinez, Correia, pressione alta del Verona,
Dani Alves, subito Arakawa va a metterci il piede, non fa uscire la formazione bianco-verde dalla propria metà campo. Correia sistema il pallone, va a cercare Martinez, anticipata da Giulia Ferreira, rimessa laterale ancora bianco-verde. Eccola Martinez per Correia. Alves, Foti, Correia prova a uscire, c'è un blocco su Foti, poi Dani Alves controlla Felice, la palla per Martinez che era solissima, purtroppo non è stato preciso il passaggio per la numero 27. Puttov riceve da Arakawa, forse un tocco con il braccio, quindi Martinez si prosegue. Arakawa prova ad andare, palla tra le braccia di Oselame che ricomincia subito col lancio da Foti. Foti è sola, il tiro di Foti, palo, poi Martinez, incredibile il miracolo di Verdù, incredibile, occasionissima Royal, tunnel di Ferreira, poi Martinez la atterra. Qui c'è anche provvedimento disciplinare per la numero 27 che al primo fallo viene ammonita. Giulia Ferreira si era involata verso la porta, c'era forse stato anche un leggero tocco sul pallone. Evidentemente l'arbitro però ha considerato pericolosissimo l'intervento di Gisela Martinez ai danni della numero 12 Giulia Ferreira. Sistema la barriera Oselame, viene posizionata alla giusta distanza dal direttore di gara e Puttov sul pallone col sinistro. Ferreira è sul primo palo, Correia si stacca e va a coprire proprio sulla numero 12. Viene risistemata Foti. Puttov dentro, prova a girarsi Pomposelli, spazza via Foti. Arakawa, Pomposelli, il tiro di Pomposelli respinto, c'è angolo per l'Audace Verona. Pomposelli fuori per Ferreira, palla alta, riscalda il mancino. Si riparte dalla rimessa dal fondo di Oselame. Martinez, Foti, pressione su Correia, la rimessa è del Verona, l'ultimo tocco è della portoghese. Dunque pallone affidato a Nanako Arakawa, fuori per Ferreira che indietreggia e si appoggia a Verdù. Lancio lungo, Arakawa, non ci arriva l'uscita di Oselame, poi Ferreira contro Martinez, c'è una spinta, Ferreira, palla sul sinistro e respinta di Correia. Oselame, Foti, si allunga Gisela Martinez dall'altro lato, si va su Dani Alves, la riconquista dopo un rimpallo, serve Correia, Foti, Gisela, prova a saltare Ferreira, rimessa laterale la Mezia, Alves, Foti, attaccata da due, la palla è uscita. Puttov, Ferreira, Arakawa, ci mette il corpo Correia, poi Martinez intercetta il passaggio per la numero 12 italo-brasiliana. Verdù, lancio lungo, Alves, poi Arakawa fuori area, prova il destro, murata da Foti, Correia, Martinez anticipata da Ferreira, rimessa laterale bianco-verde, Correia, Foti, Alves, prova a saltare Arakawa,
che si difende molto bene, la chiude in fallo laterale. Alves, lunga per Martinez, non la trova. Verdù a Putov. Ferreira, Arakawa, attaccata da Alves. Pomposelli sotto le gambe di Foti. Alves intercetta, c'è Arakawa, l'ultimo tocco è biancoverde. Rimessa laterale ancora per le Venete. Arakawa, Putov. È partita Ferreira, molto veloce Ferreira. La tiene in campo, poi di esperienza addosso a Martinez. Guadagna questa rimessa laterale. Rapidissima in questa occasione Ferreira. 16:49 al termine del primo tempo. Qualche occasione c'è stata, una clamorosa, attenzione qui Correia rischia quasi l'autorete. Dicevo, una clamorosa per la Royal col palo di Foti sulla respinta, miracolo di Verdù su Martinez. Palla dentro, punto Arakawa, e Oselame ci ha provato a toglierla dalla porta, ma il pallone finisce alle spalle di Gabriele Oselame con il gol di Nanako Arakawa, che sblocca il proprio risultato su questo schema da calcio d'angolo, ed è 1-0 per il Verona. Si riparte con l'ingresso in campo di Giovanna, De Sarro anche, eccola qui Giovanna. Verdù, Ferreira, attaccata da Foti, la salta, poi si ferma Ferreira, Putov, eccola ancora Ferreira, che era andata benissimo tra le linee. C'è grande intesa tra la numero 3 Luana Putov e la numero 12 Giulia Ferreira. In questo scambio abbiamo visto che fanno a memoria i movimenti. È uscita anche Oselame dai pali, ha provato a salire col portiere di movimento la Royal. Eccola Oselame, perde palla Foti, attenzione De Sarro, tiro di Ferreira, Oselame rientra in porta, ha rischiato qui Foti. Giovanna perde l'equilibrio, quindi preferisce tirarla fuori per evitare un contropiede. Entrata intanto Benedetta De Angelis, eccola qui. De Sarro intercetta, può ripartire Correia, intercetta De Angelis, poi Putov, si allunga un po' troppo il pallone, va a finire oltre la linea laterale. Giovanna, entra Liotta, capitano, al posto di Annalisa Foti. Giovanna, De Sarro per Aliotta tra le linee, anticipata da Pomposelli, poi De Angelis, Ferreira, ancora Ferreira, scambio con De Angelis, Ferreira, si sistema il Verona. Putov sbaglia il passaggio, rimessa laterale, zona offensiva per la TT Royal. Oselame carica il destro, ci prova, impegna, ma non troppo Verdù. Ferreira respinge, ancora rimessa laterale Royal. Non si intendono per questo passaggio corto Correia e De Sarro, e riparte il Verona. Ferreira, De Angelis, ancora Ferreira, Pomposelli, Correia l'attacca,
e poi Pomposelli guadagna la rimessa laterale. La palla che non è entrata in campo, o meglio è entrata ma è successivamente uscita nuovamente. Correia, De Sarro, risale ancora Oselame, Correia, De Sarro può girarsi, deviazione sfortunata di Aliotta che è stata colpita in pieno volto da questo tiro di De Sarro. Tutto ok per la numero 12, Antonella Aliotta. Si può ripartire dalla portiere Marta Verdù. Putto, Pomposelli, De Angelis, attaccata da Giovanna, poi ancora Ferreira sulla sinistra, l'1-2, anzi il passaggio è per De Angelis e lo splendido attacco per Ferreira che clamorosamente spara al lato. Ripartita subito la Royal. Correia, De Angelis qui da dietro su De Sarro, ci mette un po' l'arbitro a fischiare. Non c'è nessun provvedimento, era sicuramente in una zona di campo diversa da quella dove Martinez ha commesso fallo su Ferreira. Dunque l'arbitro decide di non prendere nessun provvedimento disciplinare ai danni di Benedetta De Angelis. Si rialza De Sarro e si riparte da un calcio di punizione per la Royal con Giovanna sul pallone. De Sarro, Correia, De Sarro, ancora Correia, errore di De Sarro, poi Do Amaral prova a riconquistare questo pallone su Decao. Putto, palla sul sinistro, il tiro Oselame in due tempi, la blocca Do Amaral. Aliotta attaccata da De Angelis che le ruba la palla. De Angelis rapidissima, poi spazza via Giovanna. Ferreira, De Angelis, Decao, Aliotta intercetta, palla per De Sarro, Do Amaral può provare il sinistro, palla dentro, rimasta giù De Angelis, palla per Ferreira che non ci arriva, concede la rimessa dal fondo. De Sarro, Giovanna, De Sarro, ancora Giovanna, rimessa laterale, ancora De Sarro, Aliotta, De Sarro per Correia, Aliotta tra le linee, Giovanna per De Sarro, intercetta Decao, Ferreira, la palla è sul destro ma ci prova lo stesso col sinistro e la mette all'angolino alle spalle di Oselame e c'è il gol dell'ex. 2-0 per il Verona. A 12:44 dal termine del primo tempo, gran gol questo di Ferreira in diagonale all'angolino, avendo anche la palla sul destro è riuscito a trovare ugualmente con molta precisione l'angolo destro della porta difesa da Oselame. Time out chiamato da tecnico della TNT Royal Do Amaral.
Terminato il primo timeout di questo primo tempo dopo il gol di Ferreira. Quindi 2-0 per il Verona. Giovanna. È entrata Ines. Nuovo acquisto, prima partita per la giocatrice portoghese. Putov non trova nessuno sul secondo palo, c'è la rimessa laterale. Giovanna deve arretrare. Viene risistemato il pallone. Lancio nel nulla di Giovanna. Chiama lo schema Verdù. Palla perfetta per De Angelis, poi Ferreira, Oselame, De Sarro, Giovanna. Ancora una volta non trova nessuno. Entra Nani Alves, anzi Martinez al posto di De Sarro. Tratta anche Biasiolo per il Verona. Correia anticipa anche il proprio portiere, spazza via questo pallone. Va a recuperare questo pallone Luana Putov. È pronta con il corner che passa attraverso le maglie biancoverdi. Ines, Correia, Ines attaccata da Biasiolo, prova a tenerla in campo, poi la tiene, sembrava fosse uscito il pallone. Giovanna, Gisela attaccata da Putov. Gisela, Martinez per Correia, lo scambio, ancora Martinez. Correia, palla lunga, non può arrivarci Giovanna. C'è da battere una rimessa laterale, non un angolo, anzi una rimessa laterale credo, non si capisce bene dalle gestualità del direttore di gara. È angolo per la Chieti Royal. Giovanna, Ines perde questo pallone, può ripartire il Verona, ma Correia dà dimostrazione di forza in questo caso, riagguanta il pallone. Ines, Correia dentro per Gisela Martinez, poi Biasiolo, De Cao, De Angelis, Putov, De Cao, Putov, Biasiolo, palla dentro, Giovanna, attenzione, palla per Correia, dall'altra parte sola Ines, Ines ha spazio, palla sul sinistro, può calciare addosso alle maglie del Verona. Biasiolo prova ad arrivarci su questo diagonale di De Cao, la palla è finita in fallo laterale. Entrata Foti, presa in controtempo Giovanna, riesce ad agguantare il pallone, poi Gisela Martinez non riesce a guadagnare questa rimessa laterale. Dunque De Cao, all'indietro per Putov, Foti, Ines, quasi la perde, poi Foti, c'è fallo di Biasiolo. Ines, Foti, Martinez,
movimento delle compagne, lo aspetta Martinez, si appoggia ancora Ines. Martinez per Foti, prova a chiudere il triangolo con Ines, solo rimessa laterale per il Verona. Attenzione Foti, poi arriva Ines, gol all'esordio della 10 biancoverde, gran gol sull'attacco prolungato della Mezia, quindi il risultato cambia ancora ed è 2-1 a favore però della formazione ospite. Questa rete sicuramente potrà dare un pochettino di coraggio alla squadra calabrese. Foti la mette fuori. Si è confusa, palla che finisce sul fondo. Eccola ancora Ines, all'indietro Foti, Martinez, attaccata da Ferreira. Attaccata Martinez da Ferreira, poi Foti prova a metterci la gamba e quindi Ferreira è costretta ad appoggiarsi a Verdù. La palla che stava per finire sotto la traversa, ha toccato Selame. Calcio d'angolo per il Verona. Ferreira. Palla dentro, De Angelis addosso a Giovan. Ancora rimessa laterale, va via Ferreira, la palla che si sposta ed è rimessa laterale quindi per la Royal. Foti, Giovanna, tutto De Cao, trova De Angelis, poi tunnel di De Cao su Foti. Giovanna trova Ines, Ines si accende, sposta la palla sul sinistro, poi sul destro, un po' lenta nel movimento, poi cade sulla spinta leggerissima di Putov. C'è il time out chiamato da mister Trattenero. Si ritorna in campo 8:33 dal termine del primo tempo, esauriti entrambi i time out a disposizione dei due tecnici.
E dunque il Verona con il possesso della palla. Ferreira, salta Dani Alves ma non Foti che mette il piede. De Angelis, Ferreira, addosso a Foti. Pomposelli, Putto, ancora Pomposelli, cerca Ferreira, la trova, Ferreira che punta Martinez, in mezzo a due Ferreira, poi Alves, l'1-2 con Correia, Alves, punta De Angelis, se la sposta sul destro, palla che esce, l'ultimo tocco è della 22 in maglia bianca. Foti, Alves, Correia, Gisela Martinez, Correia, Foti, agguanta la palla Ferreira, Oselame con i piedi, occasione clamorosa questa per Giulia Ferreira, poteva portare a 3 il Verona. Putto dentro, respinge Dani Alves, tutto fuori, ci prova Pomposelli alla larga, Dani Alves, Foti, Putto, Pomposelli, De Angelis, Ferreira, attacco per De Angelis, prova l'anticipo Martinez e poi Foti ci mette una pezza, Alves non trova nessuno, la restituisce a Puttov che prova a saltare due avversari e qui c'è fallo di Ferreira, è giallo per la numero 12, sembra si sia fatta male Gisela Martinez, deve intervenire lo staff medico della Royal. Pareggia il conto dei cartellini, dunque il Verona, giallo per Gisela Martinez e giallo per Giulia Ferreira, se lo sono restituiti a vicenda, diciamo, anche se sono contrasti di gioco, è entrata un pochettino in ritardo qui Ferreira, come anche prima Martinez. Foti, Ines, Foti non trova il tiro dopo lo stop, Pomposelli, De Angelis, di nuovo Pomposelli addosso ad Aliotta, Pomposelli, Arakawa, ancora Pomposelli, Ferreira, De Angelis, Correia, Foti, Oselame, ancora per Foti, prova a uscire la Royal, lancio lungo per Ines, la palla che rimane lì, ancora Ines, prova a lottare contro Pomposelli, l'ultimo tocco è della giocatrice del Verona, va Ines, Foti, non trova di nuovo la sua compagna, la numero 10 Ines, e quindi rimessa laterale per il Verona. Ferreira, De Angelis aveva intercettato per un secondo Sara Correia e la palla che finisce fuori, alla lunga aggancia Pomposelli, Foti, rimessa laterale, Pomposelli addosso a Foti, Ines prova a lanciare Foti, Ferreira
controlla, palla a Verdù, Arakawa sotto le gambe di Correia, può intervenire ora Oselame, tenere il pallone in campo. Ines, l'attacco di De Angelis che ha successo, poi il destro addosso a Correia. De Angelis, palla sul secondo per Arakawa, pallone che finisce in rimessa laterale dall'altro lato del campo. Aliotta, Correia, dato in parallela Ines che non ci arriva. Foti lotta su De Angelis, arriva Ines, Verdù in uscita con i piedi, anticipa la numero 10 biancoverde. Gisela Martinez è rientrata al posto di Aliotta, va a battere questa rimessa laterale. Dall'altra parte c'è Ines, viene servita, anticipata Correia, c'è fallo però di Arakawa su Ines, chiede il cambio Ines, entra Giovanna, quarto fallo per il Verona, posiziona il pallone correttamente Correia, palla per Foti, dentro c'è Giovanna, all'esterno c'è Martinez, la palla è già uscita. Foti, Gisela respinge con il corpo De Angelis, ancora Foti, Correia prova lei, incredibile questa conclusione di Correia al lato di pochissimo. Pomposelli non ci arriva sul lancio di Verdù e dunque Oselame. Giovanna, Correia, Gisela Martinez cambia il gioco, cercare Foti, Pomposelli intercetta, Oselame, Foti, Correia, viene fermata da Giulia Ferreira. Correia per Martinez, Giovanna, alto il pallone, prova a tenerlo in campo ma restituisce a Verdù, entrata Puttov al posto di De Angelis per il Verona. Pomposelli, Correia respinge con le braccia attaccate al corpo, Giovanna poi si gira, trova subito Pomposelli, quindi la spedisce in fallo laterale, se ne occupa ora Ferreira, dietro per Puttov, Arakawa, Ferreira, allarga ancora sulla sinistra per Arakawa, poi palla tra le linee, Pomposelli si gira e c'è il gol del 3-1 di Arianna Pomposelli, movimento perfetto, spalle alla porta e non può nulla Oselame, e dunque 3-1 per il Verona a 3:48 dal termine del primo tempo. Rientra De Sarro in campo, Correia Foti, Correia ancora, Arakawa, Martinez va da sola, c'è la spinta di Arakawa giudicata regolare, guadagna dunque la rimessa la numero 9 del Verona. Oselame, Martinez, Foti salta su Pomposelli, poi passaggio non è dei migliori per Martinez, Ferreira, Pomposelli, Ferreira poi la tiene in qualche modo tra i piedi, palla dentro, il tiro sul primo palo
blocca Oselame. Correia, Foti, De Sarro, Correia, addosso a Ferreira, ha capito Oselame. De Sarro contro Puttov, poi Verdù esce, palla al piede. In superiorità numerica adesso il Verona. Pomposelli, palla sul destro, che gol ancora Arianna Pomposelli dalla distanza, sorpresa qui Oselame. Sono 4 adesso per il Verona, 3 reti di vantaggio. Doppietta per Arianna Pomposelli. Martinez, Alves pasticcia un pochettino col pallone. Aliotta non se la sente di girarsi e andare via. Ferreira, Puttov, Pomposelli, Arakawa prova a girarsi. Oselame, De Sarro, Alves, Aliotta per Martinez. Pomposelli chiude. Palla per Aliotta, la girata quasi impossibile. De Angelis allarga sulla destra per Arakawa. Puttov, Pomposelli, De Angelis. De Angelis salta sia De Sarro che Martinez, poi palla per Puttov davanti a Oselame e c'è ancora un altro gol per il Verona. Luana Puttov, dribbling e conclusione alle spalle di Oselame. Verona che allunga nel finale di primo tempo, a 4 reti di vantaggio sulla Lamezia, che è crollata dopo l'occasione, poteva portare anche al pareggio. Martinez, Aliotta, pressione adesso del Verona che non vuole fermarsi. Oselame non trova Martinez. Pomposelli, Verdù, De Sarro, anticipa De Angelis, poi la perde. Pomposelli, De Angelis sul secondo palo, c'è Zandonà che poi non riesce a trovare il gol. Qui poi palla per Pomposelli, ci prova di tacco, stava per fare un gol clamoroso. Palla che è uscita. De Sarro, Alves, Aliotta, De Sarro, ancora Aliotta, triangolazioni strette della Lamezia. Rimessa laterale, entra Foti al posto di Aliotta. De Sarro, Martinez, lotta su Pomposelli, poi prova a saltare Puttov, c'è ancora un fallo. Ed è il quinto fallo del Verona. De Sarro sul pallone. L'arbitro ha qualcosa da dire alle giocatrici in maglia bianca. Forse non ha avuto l'opportunità di sistemare la barriera, l'arbitro aveva già fischiato. E dunque De Sarro pronta con la rincorsa. Foti, De Sarro ci prova, Murata, Puttov, Verdù, partita De Angelis, intercetta Martinez. Martinez punta la porta, poi serve Nani Alves che guadagna la rimessa laterale. Foti,
prova il tiro poi De Sarro, ancora una volta si appoggia a Foti. De Angelis lotta, rimessa laterale Royal, Foti aveva due opzioni, il tiro e il passaggio sul secondo palo dove era arrivata Gisela Martinez, ma era una via di mezzo tra le due opzioni. Partita De Angelis, palla troppo lunga, finisce in rimessa dal fondo. 19 secondi. Cronometro che scorre, pressione ancora Verona. Alves batte questa rimessa laterale. Oselame, palla lunga, chiusa da due avversarie. 4 al termine, possesso Verona con Zandona, c'è la sirena che decreta alla fine del primo tempo, risultato di 5-1 per il Verona sul Lamezia. Noi ci risentiamo fra qualche istante.
Hanno dunque fatto il loro ingresso in campo per il secondo tempo TNT Royal Lamezia e Audace Verona. Il risultato è di 5-1 a favore degli ospiti. Sul pallone c'è Ines, autrice dell'unico gol della Lamezia, e i quintetti insieme a Ines appunto c'è Foti, Correia, Martinez e Oselame, mentre per il Verona ripartono Verdù, Putov, Zandona, Pomposelli e De Angelis. Foti, salta subito De Angelis, si allunga troppo il pallone, palla che finisce fuori. Rimessa laterale per il Lamezia. Foti tende il via il direttore di gara, palla per Correia. Oselame, Martinez la perde, Zandona è sola contro Oselame, poi la palla le finisce addosso, rimessa dal fondo per la Lamezia. Ha rischiato Martinez nel girarsi, Zandona è stata molto brava a recuperare il pallone, poi Martinez altrettanto nel recuperare la sfera ed evitare il gol. Correia, calcia addosso a Putov, rimessa Lamezia. Ines, Foti, Martinez, deve andare da Oselame, trova solo Putov però, anzi Zandona che salta due avversari, Zandona se la sposta sul destro, poi calcia al lato. Oselame, Martinez, Correia, cerca la verticale per Ines, palla tra le braccia di Verdù, poi Putov per De Angelis. Putov, Zandona, molto bello il passaggio per De Angelis, Oselame, poi Pomposelli in scivolata, va Ines, ancora Putov per De Angelis, prova a chiudere Ines, ancora Pomposelli, molto bene Zandona, sinistro, fuori di poco. Foti, Martinez, Ines, Pomposelli, tutte dietro le ragazze di Do Amaral, non riescono ad uscire dalla propria metà campo in questo avvio di primo tempo. Zandona, entrata molto bene in campo, anche perché nel primo tempo si è vista solamente nel finale, e dunque c'è un po' più di freschezza nelle sue gambe, l'abbiamo visto in queste prime battute della ripresa. De Angelis per Putov, Putov, Foti prova a intervenire, Pomposelli poi per De Angelis, si accentra De Angelis, allarga Pomposelli, salta Ines, Pomposelli addosso alle maglie verdi, calcio d'angolo, Verona. Aggancio di Zandona, poi lo scontro, finiscono entrambe contro le barriere, Ines e Zandona, tutto ok. De Angelis, Pomposelli, interviene Martinez, guadagna la rimessa laterale. Ines, Zandona, prova il controbalzo, che gol di Eleonora Zandona,
ha aspettato che la palla prendesse il rimbalzo giusto e conclusione in diagonale potentissima. Oselame non ha il tempo di rispondere e dunque aumenta ancora il divario. Verona a 6, Lamezia 1. Riparte Martinez. Ines. Martinez. Palla lunga per Ines. Rimessa laterale. Ma proprio Zandona, avevo detto proprio qualche secondo prima del gol che si vedeva che era partita molto bene in questo avvio di ripresa. De Angelis, palla davanti a Oselame che interviene, poi Foti non la tiene in campo. Pomposelli, lo scambio con Zandona. Pomposelli, Oselame risponde, poi De Angelis, respinta, De Sarro inciampa sul pallone. Rimessa laterale ancora per il Verona che rimane sempre in zona offensiva. De Angelis, esce Oselame. Martinez, Correia, palla buona per Martinez, meno buono invece l'aggancio della 27. De Angelis, De Sarro prova ad anticipare Pomposelli, difende questo pallone, poi viene spinta, Pomposelli può ripartire, palla per Putov, salta Oselame, Foti interviene e c'è il contropiede, De Sarro, Foti davanti al portiere, la risposta, poi De Sarro ancora una volta, Putov, si è salvato il Verona su questa azione in due occasioni, prima con Foti poi con De Sarro. Correia, Oselame, De Sarro, fermata da Putov, poi Zandona, c'è angolo per il Verona. Pomposelli, Putov, si mette il piede Giovanna, ancora conclusione di Putov, ancora muro del De Sarro, prova a intercettare questo pallone, Zandona difende questo pallone, poi Giovanna, ripartenza, non ci arriva De Sarro. De Angelis, Putov, Pomposelli, 1-2 con Zandona, Putov, Pomposelli, palla che finisce sul fondo, più precisamente rimessa laterale, battuta da Giovanna, l'indirizzo di Oselame. Dani Alves, Martinez, De Sarro, il tacco che prende la via del fallo laterale, le compagne non hanno neanche capito le intenzioni della 26, capocannoniere della Royal fino a questo momento. Eccola De Sarro, De Sarro ci prova, la fucilata che finisce larga alla sinistra di Verdù. Maretti, De Angelis contro Dani Alves, De Angelis anticipa Oselame e c'è il gol
del 7-1 per il Verona. Sembrava non potesse più arrivare su questo pallone, invece è riuscito a mettere la punta e a trovare l'angolino. Quindi Benedetta De Angelis sigla il 7-1 per il Verona. Si riparte da Giovanna, De Sarro, Alves, De Sarro, Martinez, fermata da De Angelis, Maretti, rinvio di Verdù, poi il tiro di Ficeto e Oselame risponde questa volta. Alves, anticipata Martinez da De Angelis, che commette questa volta, sembrava fallo, ma è in rimessa laterale anche per il Verona. Ficeto, spalla alla porta, Putto, palla sul secondo palo, Alves mette via questo pericolo, concede il calcio d'angolo al Verona. De Angelis, conclusione alta. Rimessa dal fondo. Giovanna. De Sarro. Errore di De Sarro. Maretti, Ficeto, Maretti e poi De Sarro salva. Alves, inseguito da Ferreira. Palla per Martinez, l'aggancio, punta Luana Puttov, prova il tiro addosso, Luana Puttov guadagna un calcio d'angolo. Giovanna. Palla dentro, Ferreira risponde. De Sarro prova con un po' di frustrazione in questo tiro. Verdù. Maretti inciampa sul pallone. Puttov. Palla che finisce fuori. Alves. De Sarro. Oselame. Martinez. De Sarro. Do Amaral. Tiro e respinta di Verdù. Respinta ancora quest'altro tiro di Giovanna. De Sarro sfiora l'autore De Maretti. Giovanna. Dani Alves sotto le gambe di Ficeto. Deviazione, ancora corner. Terzo consecutivo per il Lamezia. Giovanna. De Sarro. E la palla che viene salvata sulla linea, sulla respinta di Verdù, poi palla che è carambolata addosso a Martinez e poi di nuovo Verdù. L'ha bloccata sulla linea. Royal vicino al gol. Dani Alves nel nulla. Verdù, il lancio profondissimo, Selame esce disturbata dalla propria compagna. Palla che finisce sul fondo. Voleva forse il fallo qui. Gabriela Oselame. Ferreira. Respinge Alves.
Ancora Ferreira, Putov allarga per Maretti. Maretti sposta la palla sul sinistro, poi conclusione larga. Giovanna, De Sarro, Alves, Martinez, palla che si perde e torna in possesso della formazione veneta, che a 11:33 dal termine ancora in vantaggio per 7-1. 3 punti che possono portare la squadra allenata da Trattenero a quota 10 punti. Errore qui, Maretti con la punta col sinistro, palla che finisce larga. De Sarro non trova Giovanna. Maretti, Ferreira, Ficetto per Putov, in mezzo a 2, non passa, Alves, salta Ferreira, non Putov e quindi riparte il Verona. De Sarro, attenzione al contropiede, De Sarro prova a concludere, poi ha qualcosa da dire all'arbitro. Maretti, palla dentro, Ficetto, c'è il gol sul contropiede di Federico Ficetto. Ed è 8-1 per il Verona, mentre c'è stata l'ammonizione per De Sarro. Giovanna per Foti, passaggio veramente impreciso questo. Ferreira alla rimessa laterale. Maretti, conclusione, Oselame risponde. Ferreira prova a concludere, murata da Ines e poi rimessa laterale Verona. Con il tiro di Maretti, pericolosa. Ferreira, Ficetto, Maretti, Oselame, ancora Maretti. Calcio d'angolo. Viene risistemata la porta nella corretta posizione e si va al corner per il Verona. Ficetto, Maretti prova a cercare qualcuno sul secondo palo, poi De Sarro non riesce a uscire. Ficetto, Ferreira disturbata al momento della conclusione da Giovanna. Ancora una conclusione di Maretti. Putov, Ficetto, ancora Putov, Ferreira, presa in controtempo Maretti, riceve bene questo passaggio di Putov, poi Foti per Giovanna, De Sarro, Foti, Ines, ancora Foti, Giovanna, Ines, ha un po' di spazio sulla destra, Maretti la chiude in fallo laterale.
Foti, una via di mezzo tra una conclusione e un passaggio. Giovanna, poi De Sarro. Non supera Puttov. Oselame, De Sarro. Quasi la perde. Oselame. Per Ines. Si gira Ines. Ha un'opportunità per il tiro. C'è deviazione però di Ferreira. Calcio d'angolo per la TNT Royal. Oselame. De Sarro. Pressione di Arakawa. Oselame. Ines. Salta Ferreira. Ines. Conclusione centrale. La blocca in due tempi Verdù. Poi palla che colpisce il soffitto del palazzetto dello sport. Rimessa laterale per la Royal. Foti. Giovanna. Oselame. Ines. L'ultimo tocco è il suo. De Sarro intercetta questo pallone. De Sarro, c'è il tiro di De Sarro che rende meno amaro questo risultato. E porta a 2 le reti della Royal. Gran gol questo, fatto più che altro con il cuore, come ha esultato in questo momento, indicando la tribuna. Ferreira, si scatena Ferreira. Ficeto, non trova nessuno. C'è però la deviazione, quindi rimessa laterale. Ferreira. Ficeto, ancora Ferreira. Non trova Arakawa. Foti. De Sarro, ancora Foti. De Sarro. Giovanna. Può mettere in mezzo Giovanna, palla che passa sotto le gambe di Ines. Non riesce a coordinarsi per il tiro. Arakawa. Palla lunga di Verdù per Arakawa. Ines ci mette il piede, rimessa laterale Verona. Biasiolo è pronta alla rimessa. Arakawa. Ferreira. Ficeto. La perde, però arriva in suo soccorso Verdù. Arakawa. La difesa su Ines che interviene correttamente. Ines, palla per Foti, poi Dom Amaral, il palo colpito, ma qui c'era sicuramente calcio di rigore. E forse c'è qualcosa da ridire in questa occasione. Si riprosegue con il possesso per il Verona. È stata un po' di confusione, qui ci sono anche le proteste da parte del pubblico. Foti attacca Arakawa, vuole il tunnel, c'è fallo questa volta di Arakawa. Time out chiamato da Dom Amaral.
Terminato il time out, si riparte da un calcio di punizione. La buona posizione per la TNT Royal. Sistema la barriera Marta Verdù. Correia, De Sarro, tiro e palo, colpito da De Sarro. Bello schema quasi riuscito, mancata solo la rete per la Royal in questa occasione. Oselame, De Sarro prova ad andarsene sul Biasiolo, ma il tocco non è perfetto e dunque rimessa laterale ancora il Verona. De Angelis, Arakawa, ancora De Angelis, Pomposelli, partita, Biasiolo, Foti la ferma, poi tocca la palla con la mano e c'è rimessa laterale in caduta, ovviamente non se ne è accorto lì l'arbitro. Ines, Correia, Oselame, Ines, palla che è uscita. Biasiolo, Pomposelli, sinistro, Oselame, Biasiolo stava per fare l'Eurogol. Foti, Martinez, giostra di cambi per la Royal. Arakawa, Biasiolo, Arakawa, Pomposelli, Foti non riesce a tenerla in campo. De Angelis, Pomposelli per Arakawa, non la trova, quindi Oselame ripartirà con il rinvio. Giovanna non trova Correia, o meglio la trova, poi c'è rimessa laterale per il Verona. Arakawa si gira, sinistro, Giovanna, prova a partire Giovanna, c'è Martinez dall'altro lato, Giovanna va a chiudersi, poi il sinistro, Martinez non trova, dopo la deviazione di Verdù, non trova l'aggancio col pallone. Rimessa laterale Royal, Giovanna, Correia, Oselame che si aggiunge come portiere di movimento alla manovra della squadra calabrese. Martinez, chiusa Martinez, rimessa Royal, Oselame, Correia, Giovanna, Oselame, Correia, Giovanna, con il giro palla prova a trovare il pertugio alla Royal. Martinez, palla dentro, Verdù, la porta è vuota, ci prova Verdù, palla fuori. Arakawa appoggia Verdù, non ci arriva Pomposelli.
Aliotta, Giovanna, attaccata da Arakawa, perde il pallone, poi Pomposelli, Biasiolo, a spazio, Oselame, Giovanna, Correia non ci arriva, De Angelis, Arakawa, Pomposelli, rimessa laterale, Royal ancora una volta, Martinez per Correia, Aliotta, Giovanna, la palla che rimane lì, la perde ancora una volta il Lamezia, Verdù gestisce questo possesso il Verona, Pomposelli, poi fallo di Giovanna ai danni di Biasiolo, trattenuta molto vistosa, quindi primo fallo di questo secondo tempo per TT Royal Lamezia. Giocatrici dell'Audace Verona che si mettono d'accordo sullo schema da utilizzare su questa battuta da fermo, con Pomposelli che va sul pallone, con De Angelis che va a posizionarsi sulla linea di porta e Arakawa sul secondo palo, mentre Biasiolo all'esterno dell'area di rigore. Movimento, palla sul secondo palo con deviazione però. Ancora Pomposelli, Martinez spazza via, rimessa laterale, Verona, De Angelis, Correia, l'aggancio, poi Arakawa per De Angelis, De Angelis col destro, si oppone Giovanna, poi ancora De Angelis per Arakawa, De Angelis, palla che rimane lì, Aliotta, la butta via, o meglio riesce a uscire palla al piede e risale Oselame, Correia, Oselame, Giovanna, scambio con Correia, va a trovare con pazienza uno spazio la Royal, partita che sta volgendo al termine, 6 gol di svantaggio. Giovanna al tiro, Murato, poi Pomposelli con la punta, non trova la porta. Giovanna, Aliotta, Gisela Martinez, Oselame che è rimasta in avanti, poco da perdere in questo finale di partita per la Royal. Correia sbaglia, troppa sicurezza in questo passaggio. Biasiolo, Putto, Pomposelli, Biasiolo, Pomposelli per Biasiolo che è andato in parallela, poi Biasiolo ancora, Arakawa, Aliotta respinge, ancora Arakawa, Putto, fuori c'è Biasiolo, prova la conclusione, Oselame, facile. ...70 secondi alla sirena. Martinez, Correia, Giovanna, palla per Ines, Giovanna, Tomaral segna il terzo gol per la Royal e accorcia a 5 distanze dal Verona, a 55 secondi dal termine. Primo gol in Serie A per Giovanna. Una piccola gioia anche per lei quest'oggi.
Biasiolo, addosso a Ines, pronto a battere questa rimessa laterale. Fallo di Ines su Biasiolo. A 37 secondi dal termine dell'incontro, tutto De Angelis si appoggia a Biasiolo, ancora De Angelis, attacca Correia, appoggio per Verdù, partito tutto in avanti il Verona. Oselame coi pugni, Giovanna, Gisela Martinez, Ines, Giovanna, viene trattenuto De Angelis, attenzione, qui c'è giallo per entrambe, credo, anzi solo per De Angelis. Brutta scena a vedere a 5 secondi dal termine, reazione anche di Giovanna. C'è un po' di rabbia sicuramente tra le file del TNT Royal, situazione molto particolare questa qui, una sconfitta che pesa tantissimo per le sorti della formazione lametina. Cinque secondi alla sirena, ultima azione. Oselame ci prova, palla alta sopra la traversa. Ci avviamo dunque alla conclusione di questo incontro, valido per la 13ª giornata del campionato nazionale di Serie A femminile calcio a 5. Eccola qui la sirena, Verona passa contro il Lamezia per 8-3. E noi ci salutiamo, ci risentiamo domenica prossima per il match TNT Royal Lamezia contro Pescara. Un saluto a tutti i telespettatori che sono stati collegati insieme a noi, un ringraziamento agli amici di Futsal TV.